Buonasera, buonasera amici del Centro Congressi Cursal, buonasera a voi che ci seguite in diretta su Telefriuli e buonasera a queste splendide 25 concorrenti che si sono date appuntamento qui per la finale di Miss Friuli Venezia Giulia. Ma che belle, ma che belle. Guardate, mi faccio da parte così andiamo con una foto e un'inquadratura su di loro, perché da 83 anni a questa parte loro, queste bellissime ragazze, sono le assolute protagoniste di questo concorso. Avremo tante cose da vedere, tante cose da contare, intanto chiedo di sfumare un po' la musica. Avremo la possibilità di conoscere il nome della... Se mi abbassate la musica, grazie. Altrimenti la canto anch'io questa, La canto anche facciamo un karaoke? Ormai la sapete questa sigla di Miss Italia. Dicevo, avremo la possibilità di conoscere chi è la Miss Friuli Venezia Giulia di questa sera e lo sapete bene, amici che ci state seguendo su Telefriuli, la lunga avventura che è stata quella di Miss in Onda. Questa sera in qualche modo va a concludersi, avevamo detto in ogni puntata, ci vedremo il 3 settembre al Centro Congressi Cursal, vicino a quella bellissima struttura che è il Parco Termale. Bene, ce l'abbiamo fatta e ci siamo. E ci siamo con queste ragazze che sicuramente voi avrete già visto nel corso delle varie puntate, altre magari non le avete viste perché si erano giudicate quelle che erano le selezioni che abbiamo fatto nelle piazze. Andremo a premiare la più bella tra le belle nel corso di uno spettacolo che sicuramente vi darà la possibilità di assistere a momenti di ballo, di canto e soprattutto alle sfilate di queste straordinarie concorrenti. Io a questo punto vorrei chiamare con noi Paola Rizzotti perché ha un compito importante, la nostra patron a livello regionale di Miss Italia, perché con Paola, arriva Paola, sì, sta arrivando Paola. Buonasera Paola, ce la fai? Ecco, ha la scatola della corona vuota. Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista in Friuli Venezia Giulia e anche nel vicino Veneto di Miss Italia, perché adesso colei che è Miss Friuli Venezia Giulia in carica cederà la corona per poi passarla più tardi alla vincitrice. Elisa Molettieri, un applauso per Miss Friuli Venezia Giulia 2021. Elisa, fai la tua sfilata, arriva fino a lì ovviamente. Un applauso per te. Tra l'altro è un volto che conosciamo benissimo perché l'abbiamo vista in tutti i promo di Miss in Onda nel momento della premiazione lo scorso anno. Ed ora la corona te la devi togliere, fai tu, la poni su questa contenitore e una di voi ragazze questa sera si aggiudicherà questa corona. Piangi? No, non piangi. Speravo una lacrimuccia, la fascia però, se vogliamo farla, gli togliamo la fascia, volete vedere che se togliamo quella comincia? No, assolutamente, questa è tua. Elisa, noi ci vedremo dopo insieme a altri ospiti e Paola si comincia, direi proprio che si comincia. Grazie Elisa. Bene, ragazze, rientrate in camerino perché adesso vi dovete preparare perché inizia davvero la gara, vi facciamo ritornare in camerino insieme, mentre io, prima di iniziare, vorrei... Potete rientrare, via, con calma. Rientrano. Allora, facciamo un applauso perché insomma un po' di emozione c'è. Guardate che Miss Italia è una bella avventura, è anche complicata per le ragazze, però io prima di iniziare lo spettacolo vorrei fare un ringraziamento agli amici, mi permetto di definirli così, della SIL, Società Imprese Lignano SPA, perché ci danno anche quest'anno la possibilità di essere qui. Noi abbiamo portato dal 2014 Miss Italia, qui, la finale regionale del Friuli Venezia Giulia. Ci siamo interrotti per 2 anni, per ovvi motivi che tutti sappiamo, e quest'anno per noi tornare è bellissimo e io per questo vorrei ringraziare la signora Lina Marson che invito qui sul palco, perché la signora Lina è la responsabile di quelle che sono le strutture della SIL. Io ho parlato del Centro Congressi Cursal, il Parco Termale, le terme, questo bellissimo albergo che sorgerà qui. Quest'anno avete regalato a ogni ragazza un biglietto per il Parco Termale, magari l'anno prossimo il presentatore in albergo, questo poi ne parliamo. Lina, lasciala il microfono perché mi fa piacere, un saluto da parte vostra. Porto un caloroso saluto a tutti da parte della società, ringrazio le autorità presenti. Faccio un grande in bocca al lupo alle ragazze per questa sera e per la vita. Questo è importantissimo, grazie. Grazie Lina perché siete stati preziosi e poi rivolerci qui per noi è un grandissimo regalo, quindi grazie davvero. Buon divertimento. Bene, adesso si comincia. Io ho sponsor da citare, voglio portarvi però subito i saluti da parte della nostra patron Patrizia Mirigliani. Questo lo devo fare, Patrizia ovviamente ci invita a portare i suoi saluti, personaggio ormai conosciuto perché ricordate ci è venuta a trovare, per chi segue Telefriuli lo sa, proprio in occasione di una delle finali regionali qui al Parco Termale. Quindi un applauso per Patrizia che con tanto coraggio,
grinta, determinazione, continua a portare avanti questo concorso con tanto successo e anche negli 2 anni più difficili è riuscita comunque con delle soluzioni alternative a eleggere la sua Miss Italia. Ma adesso andiamo a scoprire chi sarà la Miss Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con la concorrente numero 1. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Maria Gemma, ho 28 anni, vivo a Zoppola e nella vita faccio la commessa. Amo cantare. Molto bene, dai pure a me il microfono, lo tengo io. Vi faccio io da asta, non ho proprio il fisico però. Concorrente numero 1. Ed ora andiamo con la concorrente numero 2. Vai. Buonasera a tutti, sono Jessica, ho 29 anni, vengo da Tolmezzo e attualmente studio e vorrei specializzarmi in ostetricia. Ho una figlia ed un figlio. Molto bene, molto bene. Concorrente numero 2. Lei è Jessica. Jessica, concorrente numero 2. E dopo la concorrente numero 2, ovviamente, abbiamo la concorrente numero 3. Prego. Buonasera a tutti, sono Letizia, arrivo da Udine e ho 24 anni. Nella vita sono un'insegnante di danza e una detta vendita. Molto bene, concorrente numero 3, lei è Letizia. E quindi andiamo con la concorrente numero 4. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Arianna, ho 22 anni, sono di Udine. Attualmente sto facendo la stagione estiva in Valle d'Aosta, ma sto facendo il tirocinio come segretaria in una spa. Molto bene, vai, concorrente numero 4. Arianna. Something's looking better, baby. Just passing through. Molto bene anche Arianna. E andiamo con la prossima concorrente. Prego la numero 5. A te il microfono, vai. Buonasera a tutti, sono Alessia, ho 26 anni e vengo da Udine. Nella vita mi sono laureata l'anno scorso in architettura, però continuo a lavorare nel mondo degli eventi. Molto bene. Concorrente numero 5, lei è Alessia. E poi abbiamo la prossima concorrente che è la numero 6. Tutto tuo, vai. Salve a tutti, sono Alessia Miconi, ho 21 anni, vivo a Maiano e studio legge. Hai detto tutto? Prima ha detto
Grazie. Questo applauso arriva dal Centro Congressi Cursal di Lignano Riviera. Siamo qui per la finalissima dove andremo ad eleggere Miss Friuli Venezia Giulia. Io voglio fare anche un saluto non solo agli amici che ci stanno seguendo da casa, ma ai tanti amici che ci seguono ovviamente in streaming sul sito telefriuli.it. Siete in tanti, siete da tante parti d'Italia e del mondo, quindi noi questo applauso arriva. Facciamo l'applauso e facciamolo arrivare agli amici che ci stanno seguendo in streaming perché è molto seguito su Telefriuli. Bene, allora, ci siamo salutati, abbiamo conosciuto un primo gruppo di concorrenti, però chi segue Miss in Onda poi lo sa, noi abbiamo questo rapporto di amicizia innanzitutto e poi anche di collaborazione con il Club Diamante Friuli Venezia Giulia, tra l'altro poi ci raggiungerà sul palco Marisa Benes e ogni puntata ci hanno portato dei ballerini straordinari, non potevano mancare ovviamente in questa serata e ci presenteranno Damiano e Aurora, che sono giovani agonisti della scuola The Joy Dance Union di San Vito al Tagliamento, diretta da Ivan Jacobbe e Ilenia Dallabona. Vincitori l'anno scorso della prestigiosa competizione di Blackpool, Damiano e Aurora sono stati campioni italiani di classe B2 e sono campioni regionali di classe A2. Il primo ballo che ci presentano sarà un Cia Cia Cia. A voi. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do. She give me catching all night long. She give me catching all night long. Well, it's been such a long day. I'm kinda tired, bring 'em soothing arms my way. My back is aching and my body's sore. Don't stop, honey, you know that I want more. She give me catching all night long. She give me catching all night long. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a. I went on down to Leon's place. He had such a big look on his face. I said, hey man, where'd you get those eyes? He met a girl that could hypnotize. She give me catching all night long. She give me catching all night long. All right. Bravi! Damiano e Aurora. Ci vediamo più tardi? A dopo! Allora, prima di presentare le prossime ragazze vorrei ringraziare alcuni partner di Miss Italia che sono Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua olicominerale Rocchetta perché è leggera e stimola la diuresi e aiuta a eliminare scorie liquidi in eccesso. Così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute, da sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Poi vogliamo ringraziare anche Miluna, che è il regalo di valore che dura nel tempo, è il gioiello perfetto per le ricorrenze e momenti speciali. Miluna è famosissima per i gioielli che offre alle nostre Miss e poi per questa bellissima corona che poi viene posta sul capo ogni anno della Miss che vince. Poi abbiamo Chissimo Biancaluna, che è l'intimo made in Italy che vedrete indossato dalle nostre ragazze. Chissimo Biancaluna è una delle pochissime realtà aziendali che produce le sue collezioni di intimo e pigiami in Italia. E poi abbiamo Givova, il nuovo partner Miss Italia. Le meravigliose ragazze del concorso indosseranno un abbigliamento sportivo ricercato e di tendenza adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova lo sport incontra la bellezza per esprimere i valori sani e positivi che abbracciano il più alto concetto di benessere. Tutto questo lo trovate su givova.it. Grazie. Facciamo un applauso anche per loro perché sono i nostri partner. Bene, detto questo eravamo arrivati alla concorrente numero 11, ve lo ricordate? Adesso io mi faccio da parte, lascio il centro del palco perché andiamo a conoscere la concorrente numero 12. Eccola.
Milano come modella e adesso studio scienze umanistiche per la comunicazione e lavoro come assistente di ricerca. Molto bene. Concorrente numero 13, lei è Alessia. Architettura presso il liceo artistico di Udine. Molto bene. Giulia, concorrente numero 17. Molto bene Giulia, e andiamo a conoscere la prossima concorrente che è la numero 18. Ciao, buonasera. Buonasera, sono Maria, ho 18 anni, vengo da Borgo Meduna e nella vita studio lingua al liceo linguistico. Molto bene. Sappiamo che le piace anche viaggiare, perché poi abbiamo qualche notizia in più. Maria, la concorrente numero 18. E la prossima? La numero 19. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, sono Angelica Mazzero, ho 23 anni e vengo da Cervignano del Friuli. Lavoro presso un centro estetico a Marano Lagunare. Hai detto tutto, vai Angelica, concorrente numero 19. What is this I'm feeling? Wanna leave, I'm with it. Numero 19. E la prossima è la numero 20. Ed è lei. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Maylin, ho 19 anni e sono di Gemona del Friuli. Nella vita faccio la commessa. Molto bene Maylin, concorrente numero 20. Per noi, guardate, è bellissimo rivedere queste ragazze, perché io lo dico per tutte, ci ricordiamo le prime selezioni alle quali hanno partecipato, le emozioni, le tensioni, adesso vederle su questo palco così è davvero straordinario. Andiamo con la prossima, prego, concorrente numero 21. Vai.
Buonasera, mi chiamo Gianetto, ho 19 anni e sono di Udine. Lavoro nella ristorazione, anche se mi sono appena diplomata in moda. La mia più grande ambizione sarebbe quella di lavorare nel mondo dello spettacolo. Molto bene, Jeanette, numero 21. Jeanette, numero 21. E andiamo a conoscere la concorrente numero 22 che è già prontissima a dare il cambio alla sua amica Jeanette. Prego, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa, ho 20 anni, vengo da Povoletto, un paese in provincia di Udine e lavoro in pizzeria. Molto bene, vai. Elisa, numero 22. E poi abbiamo la concorrente numero 23. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 20 anni, vengo da Palazzolo dello Stella e nella vita studio Scienze dell'Educazione. Molto bene, Chiara, numero 23. Grazie Chiara e andiamo a conoscere la concorrente numero 24. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Claudia, ho 25 anni, abito a Trieste e nella vita studio matematica. Molto bene. Claudia, numero 24. Poi sentite quanti interessi, le hobby, quanto sono impegnate nello studio e nel lavoro, lo dico io. Perché sono le ragazze di Miss Italia, insomma, che sono delle ragazze straordinarie. Andiamo con la prossima, la numero 25. Chiude il gruppo, è lei l'ultima a sfilare con il numero 25, l'ultima candidata. Ricordiamo che il numero è stato estratto dalle ragazze, quindi l'ordine di uscita è stato in qualche modo scelto da loro. Numero 25, vai. Buonasera a tutti, sono Giulia, ho 22 anni e sono di Cordenons in provincia di Pordenone. Nella vita sono un'impiegata d'ufficio. Molto bene Giulia, concorrente numero 25. Giulia, ti chiedo una cortesia, so che questo serve nel backstage, grazie, molto gentile. Bene, facciamo un applauso, ma sì. Che belle ragazze, che belle ragazze, che belle... È ora di mandare la pubblicità. Tocca andare, andiamo. Beh, vado volentieri, se devo dire la verità, vado volentieri. Pubblicità. Grazie per questo applauso. Dal Centro Congressi Cursal per la finalissima dove andremo ad eleggere Miss Friuli Venezia Giulia, ma voglio ricordare un particolare, perché è chiaro che si viene colpiti dall'attenzione della Miss Friuli Venezia Giulia, però noi questa sera andremo ad eleggere altri due titoli, Miss Cinema Friuli Venezia Giulia e poi un nuovissimo titolo. Chi ha seguito Miss in Onda lo sa, ne abbiamo parlato spesso con colui che segue i social di Miss Italia, Enzo Rimedi è stato nostro ospite. Andremo a premiare Miss Social Friuli Venezia Giulia. Come viene assegnato questo titolo? Questo titolo viene assegnato a quelle ragazze che hanno deciso di presentare un video dedicato alla loro città. Il progetto si chiama Miss Italia presenta l'Italia e quindi alcune ragazze della nostra regione hanno presentato dei video, loro non sanno nulla e voi che siete su Telefriuli potrete vedere, quando sarà il momento, quello che è il video presentato da colei che ha vinto questo titolo. Quindi questa sera in realtà andremo a premiare 3 ragazze, quindi davvero ci sono delle belle opportunità per tutte loro. Io vorrei a questo punto ringraziare delle persone che sono i giurati, sono persone preziosissime perché dedicano del tempo e nel caso della finale di Miss Friuli Venezia Giulia davvero tanto, visto che si incontrano già dal pomeriggio, a queste ragazze, perché in realtà il tempo lo dedicano a loro, con attenzione, con cura, le seguono, le ascoltano e quindi io vorrei ringraziarli. Vorrei iniziare da Lina Marson, responsabile ovviamente della SIL, Società Imprese Lignano SPA che ci ospita, l'assessore al turismo del comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini, poi abbiamo un ospite che è un assessore del comune di San Giorgio in Bosco in provincia di Padova, Franco Ferraro, poi abbiamo Marisa Benes che voi conoscete per Club Diamante FVG, una grande tecnica, eventi che
che lei organizza, segue, fa coreografie anche in eventi mode, quindi il suo occhio sicuramente è importante. Enea Fabris, storico giornalista del Gazzettino, direttore di Stralignano, il settimanale turistico più antico d'Italia, mi permetto di dirlo, e quindi grazie Enea per essere con noi. Quanti concorsi, quante giurie, quante finali anche nazionali ha assistito Enea Fabris. Poi abbiamo una persona che io chiamo una delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, che è Emanuel Mian, uno psicologo, psicoterapeuta specializzato in quelle che sono le problematiche dei disturbi alimentari. Poi Emanuel salirà sul palco perché per me è un onore averlo qui con me, quindi grazie. Abbiamo la nutrizionista Emanuela Russo e poi abbiamo avuto Nello Bortoluzzo, che è un organizzatore di eventi. Quante sfilate ha organizzato in passato e quindi ci fa piacere anche la sua presenza. E poi una modella, perché si resta sempre modelle. Poi in questi ultimi anni si sta dedicando all'attività imprenditoriale in quello che è il mondo dello spettacolo e della moda, Cristiana Bertasi. Io vorrei un applauso per questi signori perché sono stati davvero preziosissimi e molto generosi nel dedicare il loro tempo alle nostre concorrenti. Bene, ed ora colei che queste emozioni le ha già vissute lo scorso anno. L'anno scorso eravamo in Piazza della Libertà a Udine per la finale di Miss Friuli Venezia Giulia e con un gruppo di ragazze bellissimo anche l'anno scorso è spuntata la più bella tra le belle ed è con noi questa sera Elisa Molettieri, Miss Friuli Venezia Giulia 2021. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ritornare su questo palcoscenico a Miss Friuli, cosa si prova? Sempre assolutamente un'emozione, ovviamente diverso dall'anno scorso che eravamo in un contesto a Udine in Piazza Libertà. Ovviamente una città che mi sta più a cuore, venendo io da Udine, però sempre è una grande emozione. Ti seguiamo su Instagram, sei sempre Lignano, ti seguiamo, sai, noi vi seguiamo, vi pediniamo, voi non lo sapete. Senti, Elisa, essere sedute lì e rivivere da quella postazione le emozioni, le sensazioni, la gioia in qualche modo di vedere queste ragazze, cosa stai provando? Assolutamente mi fa strano, in quanto io ho sempre fatto sfilate qui, selezioni, e quindi vedere da un punto di vista di una terza persona mi sembra veramente strano. Infatti ancora non capisco che sia passato un anno da quando mi avete appunto incoronata, però sinceramente penso che sia molto più bello sfilare piuttosto che stare in terza persona ferma a guardare, anche perché se io fossi nei giudici mi troverei veramente, non saprei chi scegliere, quindi assolutamente penso che sia meglio sfilare. Guarda che è una cosa che tutte le concorrenti dicono quando si trovano, capiscono la difficoltà di giudicare, di trovare la migliore, anche perché poi siete in realtà tutte bellissime, anche perché ricordiamo che le ragazze che sono qui questa sera si sono aggiudicate le varie selezioni, non è che sono state pescate a caso, sono ragazze che hanno partecipato alle selezioni e le hanno vinte, quindi comunque sono già delle vincitrici loro. Senti, tu hai affrontato le prefinali a Roma con altre 200 ragazze, quindi un mondo completamente diverso. Cosa ricordi di quell'esperienza e cosa consiglieresti alle ragazze che affronteranno le prefinali? Allora, parto prima con un consiglio. Io consiglierei assolutamente di sfilare essendo proprio se stesse, divertendosi anche, perché mi ricordo io l'ultima sfilata che ho fatto, che era in realtà non proprio l'ultima perché poi c'era le finali comunque, qui la finale regionale, che ero tranquilla, nel senso volevo godermela, volevo divertirmi e non pensavo a troppe altre cose. Quindi secondo me questo è il consiglio principale. E per quanto riguarda invece l'esperienza a Roma, sicuramente è stata molto diversa rispetto a quello che si può provare qui in regione, però abbiamo legato molto come gruppo con le altre ragazze e molte volte magari parlavamo anche con le altre regioni per sapere come la loro esperienza, cosa loro avevano vissuto e varie altre cose, insomma consigli, eccetera. Elisa, grazie, mi piace quello che hai detto, mi piace come ricordi, con quale emozione ricordi l'esperienza e a questo punto io ti invito ovviamente a tornare in prima fila seduta vicino alla signora Lina e poi ci vediamo per le premiazioni. Un applauso per Elisa Molettieri, Miss Friuli Venezia Giulia ed ora sul palco arriva anche Erika Rebellato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia, tra l'altro premiata proprio qui a Lignano Sabbiadoro lo scorso anno, quindi sei stata premiata proprio qui.
E tu hai fatto le prefinali, hai fatto le finali di Miss Italia e ti sei classificata sesta. E classificarsi sesta alle finali di Miss Italia non è proprio una cosa comune di tutti i giorni. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qua, è anche ritornata a Lignano E ovviamente. per noi è un grande piacere vederti, ovviamente. Senti, tu hai avuto, Miss Italia l'anno scorso ha avuto le fasi di prefinali, poi la finale è durata un po', nel senso che c'è stato un'anteprima, poi... Doppia, diciamo. Avete fatto la doppia, come si dice. Vissuta al massimo. C'è stato un problema con quella cosa che c'era l'anno scorso, non mi ricordo come si chiamasse, e quindi vi hanno rimandato a casa e siete tornate a Venezia in occasione del Carnevale. Quindi te la sei goduta 2 volte questa finale, anche se era interminabile. Cosa ti ricordi di quella finale? Arrivare seste, ripeto, guardate che partecipano anche l'anno scorso 5-6 mila ragazze hanno partecipato, arrivare seste non è una cosa semplice. Cosa hai provato? In una versione completamente nuova e rinnovata di Miss Italia. Allora, è un'esperienza bellissima anche perché sono del parere che finché non la si prova non si sa veramente cosa si vive. Totalmente diversa rispetto all'ambiente, tra virgolette, regionale dove ci si sente ormai quasi a casa, se posso. Invece appunto là è un'emozione nuova, si è sempre sotto i riflettori, perché in effetti è così, e soprattutto si conoscono ragazze da altre regioni, ci si lega, posso dire che ero in camera con Miss Italia, quindi È vero, lei ha conosciuto fortuna. Zeudi di Palma. Esatto. Facciamo un applauso a Zeudi, che è una grandissima Miss Italia. Tu l'hai conosciuta, noi l'abbiamo avuto modo di apprezzare, è veramente una ragazza straordinaria. Però è stata veramente un'esperienza incredibile che rifarei altre 1000 volte, insomma. Senti, noi ci vediamo più tardi perché tu sarai protagonista delle premiazioni e ovviamente tu fai una carriera, stai già lavorando come modella, lo facevi prima, credo che Miss Italia ti abbia dato, come dico io, quella luce in più, quell'opportunità, quella visibilità Certo. in più. Che poi è fondamentale, perché poi se Miss Italia vi aiuta a realizzarvi nel lavoro e a incrementare quella che è la vostra attività, io credo che questo concorso ha già fatto tantissimo per voi. E noi siamo qui per questo. Vai Grazie Erika, a voi. complimenti, puoi tornare giù tra il pubblico, sono ragazze straordinarie, noi poi, ripeto, ci emoziona sempre rivederle, perché comunque ricordiamo i bei momenti passati, ma non ci dimentichiamo che noi qui abbiamo Club Diamante FVG e questa sera abbiamo Damiano e Aurora della scuola The Joy Dance Union e tornano con noi su questo palcoscenico con una rumba. A voi.
Bravi, bravi e complimenti. Ci vediamo più tardi, non finisce qui. Scusate, ci sono due ragazze pronte, due nostre. Venite? Venite con me? Ci sono, Dove sono? Le due miss, da che parte sono? Io avevo due... eccole qui. Allora, noi, fra qualche istante, vedremo le nostre concorrenti impegnate in una sfilata di moda, con abbigliamento sportivo. Però questo succederà dopo un po' di pubblicità. Quindi voi siete pronte qui insieme alle altre. Pubblicità e poi torniamo qui, dal Centro Congressi Cursal. Ditelo anche voi. Pubblicità. Che brave ragazzi. Pubblicità. Rieccoci qui, pronti per conoscere più tardi la vincitrice del titolo di Miss Friuli Venezia Giulia, valido per la missione alla prefinale nazionale dell'83esima edizione di Miss Italia. Ci siamo salutate prima con due concorrenti pronte con abito Givova per una sfilata di moda con abbigliamento sportivo. E quindi, ve l'avevo promesso, e a questo punto le promesse vanno mantenute. Abbigliamento Givova indossato dalle concorrenti e alle candidate al titolo di Miss Friuli Venezia Giulia. A voi. Ma anche brave, facciamo un bel applauso ancora per loro. Io gli chiedo gli applausi, a me piace chiedergli perché poi servono come grande carica a queste ragazze. Allora, chi ha seguito Miss in Onda, e lo dico anche a voi, secondo me voi l'avete seguito tutti, se avete fatto male, molto male, perché è stata una trasmissione che a noi ci ha divertito farla e che comunque sembra che sia stata apprezzata dal pubblico, ha avuto quest'anno una caratteristica, che è stata quella di creare dei collegamenti in diretta con altre piazze dove si svolgevano serate di Miss Italia.
E questa cosa è piaciuta molto, ne hanno parlato in molti, anche Miss Italia stesso sui siti nazionali hanno parlato di questa idea. Ci siamo collegati, ricordo, con la Sicilia, con la Calabria, dove oltre a vedere delle piazze bellissime andavamo a conoscere anche le ragazze di altre regioni. Ovviamente qualcuno ci ha fatto notare, ha detto ma se Paola Rizzotti, la titolare dell'agenzia modashoe.it, tra l'altro grande professionista nel settore della moda, organizzatrice di sfilate di moda da più di 30 anni e che in qualche modo trasferisce la sua esperienza, la sua professionalità anche alle ragazze che partecipano a Miss Italia, organizza le selezioni di Miss Italia esclusivista anche nel Veneto. Quindi qualcuno ha detto ma perché non parlate anche del Veneto? Ora diventava un po' complicato essere in diretta su Telefriuli e al tempo stesso era una piazza in Veneto. Quindi non era possibile, però tutto si può fare, perché poi le finali regionali in Veneto le abbiamo già fatte. E quindi abbiamo trovato una rappresentante del Veneto, ovviamente l'abbiamo gestita, organizzata in questi giorni, che era disponibile questa sera. E quindi in qualche modo noi abbiamo un collegamento con la Regione Veneto, grazie a Beatrice Rossi, che è Miss Eleganza Veneto 2022. Buonasera Beatrice. Arriva, vediamo il microfono, fammi vedere. Lo accendiamo, scusa, faccio io, lo accendiamo, adesso vedrai che il tuo buonasera... Buonasera a tutti. Si sente. Eccola qua, lei è una rappresentante, così anche gli amici che magari ci guardano in streaming in Veneto ci possono vedere e vedono una bellezza veneta. Abbiamo visto bellezze siciliane, abbiamo visto bellezze campane, abbiamo visto bellezze calabresi e insomma noi non potevamo portare anche i nostri vicini di casa. Innanzitutto grazie, da dove arrivi Beatrice? Io vengo da Vicenza, ho 19 anni e attualmente studio lingue all'Università di Trento e sto per iniziare il secondo anno. Quindi sei impegnatissima nello studio. Senti, ti chiedo, è una domanda che poi faremo alle ragazze, come mai hai deciso di partecipare a Miss Italia? Cosa ti ha spinta? Perché era una bella sfida. Miss Italia è una sfida e non potevo non provarci. Insomma, sono cose che si fanno finché siamo giovani, finché ancora la vita non ci riempie di impegni, col lavoro, preoccupazioni un po' più grandi come quelle di un mondo un po' di adulti che si sono più inoltrati appunto nel mondo del lavoro e ho detto se non lo faccio adesso quando lo faccio? Bellissimo, sai che tu indossi un titolo importantissimo, Miss Eleganza venne inventato per Sofia Loren, l'anno in cui partecipò Sofia Loren non vinse Miss Italia ma fu una sorta di scandalo e quindi pensarono a quel titolo proprio per lei. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Adesso hai da fare le prefinali, devi fare le prefinali di Miss Italia, poi io sono superstizioso, non diciamo nulla, intanto fate le prefinali, poi sarà quel che sarà. Però insomma, magari un obiettivo ce l'hai, lo studio so che per te è molto importante. Sì. Però hai deciso di partecipare a Miss Italia, hai un sogno nel cassetto, l'avere nello spettacolo, la moda, il cinema, la televisione, chissà. Sì, allora mi ha sempre affascinato questo mondo, però diciamo l'approccio appunto a questo mondo mi è sempre sembrato un po' un miraggio lontano e invece, eccomi qua, diciamo che si è rivelato più vicino del previsto. E per adesso, in base a quello che studio, in base a quello che vorrei fare in futuro, mi piace molto viaggiare e vorrei farlo sia per lavoro che per passione. E per il resto mi piace tantissimo leggere e di conseguenza mi piace anche molto scrivere e chissà dove mi porta il futuro. Intanto le coltiviamo, dopo quello che nascerà, nascerà. Intanto il futuro ti ha portato a Lignano Sabbiadoro questa sera e a noi fa molto piacere. Ultima domanda, l'emozione che hai provato quando io ho fatto il tuo nome come Miss Eleganza, Beatrice Rossi, cosa hai provato in quel momento? Come ci si può ricordare in quel momento, mi ricordo la frase non svenire. È vero, è vero. Molto caratteristica. E sì, diciamo che non me l'aspettavo per niente. Nel momento in cui ho sentito il mio nome, le mie compagne si sono girate verso di me e io non avevo ancora realizzato. Però è stata una bella emozione, diciamo che fino al giorno dopo è stato un po' difficile realizzare, soprattutto sul palco, però camminare dopo essere stata chiamata è stata un'impresa bella tosta. Beatrice, grazie per esserci venuta a trovare, sei stata gentilissima e hai rappresentato la squadra delle tue amiche con molto orgoglio della Regione Veneto. Grazie Beatrice, grazie davvero. Buona serata. Grazie, che bello. Condividere queste esperienze, queste emozioni con queste ragazze è davvero una cosa straordinaria. Bene,
Abbiamo quindi un momento moda dedicato alla moda vintage, ai costumi da bagno degli anni 60, quindi andiamo in qualche modo a rivedere, questo fa parte di uno spettacolo che si chiama 1950, 60 e 70 Show, che è una produzione esclusiva dell'agenzia modashow.it, e quando facciamo le serate importanti, i galà importanti di Miss Italia, come ovviamente qui al Centro Congressi Cursa, alle elezioni di Miss Friuli Venezia Giulia, ci piace estrapolare una parte di quello che è lo spettacolo, la sfilata, dedicata ai costumi da bagno. In qualche modo rivediamo quelli che sono i costumi da bagno d'epoca degli anni 60 e magari, perché no, se qualcuno di voi ha la passione, è appassionato di Miss Italia, ricorda le immagini, le fotografie delle donne che partecipavano in quegli anni con costumi da bagno molto simili a quelli che vedremo in questa passerella. Quindi andiamo con la sfilata vintage, costumi da bagno anni 60. A voi. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Tranquilli che io resto sempre in giacca e cravatta, pensavate uscisti anch'io in abiti, in costume da bagno anni 60, no, ve la risparmio, questa ve la risparmio. Che belle cose straordinarie, ripeto, poi andiamo a prendere alcune chicche di quella che è questo spettacolo, però si adatta bene, perché in fondo quanto legame c'è tra la storia di Miss Italia, la storia del nostro paese in realtà, 83 anni di concorso, 83 anni di un concorso che continua a farci compagnia e si evolve ogni anno, perché questa poi è la forza di Miss Italia. Bene, allora io vorrei anticiparvi quello che accadrà fra qualche istante. Vorrei chiamare sul palco con me Nicole Viotto. Nicole Viotto, vieni! Scusa. No, funziona, funziona. Buonasera a tutti. Adesso funziona. Stiamo qui al centro del palco, perché adesso lei è una grandissima cantante, però è inutile che lo dica io, l'ascolterete fra qualche istante, però andiamo a guardarci insieme un po' di pubblicità, che è importante la pubblicità, bisogna guardare la pubblicità, prendere anche gli appunti quando passa la pubblicità, e poi torniamo qui e sentiamo la sua bellissima voce. Pubblicità! Vi avevamo lasciato così e così ci avete ritrovato. Però magari c'è qualcuno che sta facendo zapping e quindi dice: ma cosa sta succedendo? Miss Italia, Corona, by Patrizia Mirigliani, Telefriuli, Centro Congressi Cursa, il finale di Miss Friuli Venezia Giulia. Ci sono state delle sfilate delle nostre concorrenti, sono 25, però lo spettacolo di Miss Italia non è solo la sfilata di modo di concorrenti, però è anche la possibilità di offrire uno spazio importante e prestigioso a degli artisti, perché Miss Italia è anche un faro sotto questo punto di vista, lo sanno bene gli amici che ci hanno portato in ogni puntata di Miss in Onda e nei vari eventi legati a Miss Italia, gli amici del Club Diamante Friuli Venezia Giulia, e poi ho una persona che ammiro molto perché è una grande artista secondo me, giovanissima, Nicole Viotto, che vi ho già presentato prima, ma che voglio ripresentare come si deve, prima l'abbiamo fatta in fretta.
Nicole, questa sera ci presenterai 3 brani. A me però fa piacere che tu ne faccia uno subito, poi ti vedremo in un mini live prima del momento delle premiazioni. Cosa ci presenti? Vi canterò Senza pietà di Anna Oxa. Cerca sempre cose semplici la Nicole e poi sentirete anche dopo. Nicole Viotto con noi! Fermeranno le paludi o la neve, la tua capitale oramai si intravede, giorno dopo giorno verso la tua vita a cavalco. Sono il generale più crudele del fronte, mi faccio prigionieri e la mia spada è lucente, terra dopo terra ogni tua fortezza di assalto. Ti troverò, ti prenderò, ti porterò per sempre con me, ti stringerò, conquisterò, proteggerò e senza pietà io ti amerò con tutto questo amore. E senza pietà diventerò una fonte nel deserto, ti disseterò. Le mie mani, le tue mani in questa battaglia, è un agguato a tradimento nella boscaglia, rotolare insieme lungo il fiume dei sentimenti. Ti troverò, ti prenderò, ti porterò per sempre con me, ti stringerò, conquisterò, proteggerò e senza pietà io ti amerò con tutto questo amore. E senza pietà diventerò una fonte nel deserto, ti disseterò. Non avere paura di me, anche al buio più fondo può valere un azzardo, quel brivido in più che sei tu. Senza pietà io ti amerò con tutto questo amore mio e senza pietà ti bagnerò le labbra con le labbra, io ti vincerò, io ti darò me stessa e questo amore mio e senza pietà diventerò una fonte nel deserto, ti disseterò. Senza pietà senza pietà. Grazie. Che vi avevo detto, Nicole Viotto con noi. Grazie Nicole, complimenti. Grazie. Ci vediamo dopo perché prima delle premiazioni arriverei con 2 bellissime canzoni. Permettetemi di fare un ringraziamento allo staff tecnico che ha seguito Miss in Onda su Telefriuli quest'anno e ovviamente sta seguendo anche questa diretta. Voglio farlo e voglio farlo adesso perché poi alla fine i ringraziamenti si fanno sempre un po' di fretta al momento delle premiazioni, però meritano di essere citati. Innanzitutto coloro che sono qui stavo per dire in studio, al Centro Congressi Cursal con noi, Gian Domenico
Enrico Ricci in regia e Fabio Di Bernardo. Chiara Miscoria credo che sia in regia a Udine, quindi grazie in sede, quindi grazie a voi. Però voglio anche ringraziare Martina Beraldo, Francesco Smidero, Simone Caramaschi e Paolo Bassi. Grazie davvero, perché avete fatto un lavoro prezioso, anche perché poi quest'anno i collegamenti, le cose, insomma, non è stata una trasmissione... non è stata difficile, ma non è stata difficile da realizzare perché siete stati bravi voi, e quindi io davvero vi ringrazio a nome di tutto lo staff di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Grazie per il lavoro prezioso e straordinario che avete fatto. Grazie, lo fate sempre, però insomma io ci tenevo a ringraziarvi. Bene, allora, noi abbiamo 25 concorrenti questa sera in gara, però tra loro ci sono delle ragazze che sono già delle prefinaliste nazionali. Perché? Perché è vero che questa sera andremo ad eleggere Miss Friuli Venezia Giulia, quindi è la serata conclusiva, la serata clou di quello che è il tour di Miss Italia, però Miss Italia ha altre tappe di finali regionali che sono dedicate magari a dei titoli speciali oppure a delle aziende partner del concorso. Quindi abbiamo fatto noi alcune di queste finali e quindi io vorrei andare a presentarvi coloro che sono prefinaliste. Attenzione, essendo questa la serata conclusiva del tour, quindi diciamo in qualche modo l'appuntamento più importante perché si va ad eleggere la più bella della regione, tutte queste ragazze sono in gara per Miss Friuli, comprese ovviamente quelle che sono già delle prefinaliste. Siamo pronti per accogliere con un applauso? Io mi faccio da parte perché il centro del palco sarà tutto loro. Eccole, le prefinaliste al momento di Miss Italia del Friuli Venezia Giulia. Prego. E io ve le vado a presentare una ad una, iniziando da Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, Dalila Cipolla. Prego. Dalila arriva da Fiume Veneto, quindi dalla provincia di Pordenone, si è aggiudicata il titolo a Clout in provincia di Pordenone. Poi abbiamo Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia, lei è Alice Toniutti, arriva da Tarcento e ha vinto la finale proprio qui al Parco Termale Riviera Resort, qui sotto il centro congressi Cursal. Poi abbiamo Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia, lei è Anna Grosso, arriva da Coloredo di Monte Albano e beh, insomma, chi segue Telefriuli sa che lei si è aggiudicata il titolo di Miss Sorriso nel corso di una diretta dagli studi di Telefriuli. Poi abbiamo Miss Chissimo Biancaluna Friuli Venezia Giulia, lei è Maria Franceschi di Borgo Miduna in provincia di Pordenone, si è aggiudicata il titolo in una bellissima finale che abbiamo fatto all'Isola Augusta, azienda vitivinicola Isola Augusta a Palazzolo dello Stella, quindi una bella finale in un'azienda vitivinicola, ci ha dato una bella soddisfazione, è stato un bel evento anche quello. E poi proprio ieri sera a Cordenonsi in provincia di Pordenone, nel contesto di una serata dove c'è stata anche una grande sfilata con i sarti e artigiani della nostra regione, abbiamo eletto Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia, Arianna Sgarbossa di Tricesimo. Prego Arianna. E poi, sempre ieri sera, Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia se lo ha aggiudicato Angelica Mazzero di Cervignano del Friuli, sempre a Cordenonsi. Lo schema ovviamente delle prefinaliste non è ancora completo perché manca Miss Cinema Friuli Venezia Giulia, che leggeremo questa sera, Miss Social Friuli Venezia Giulia e poi Miss Friuli Venezia Giulia. Quindi il gruppo è ancora da comporsi, però loro per ora sono già prefinaliste. Ripeto, loro sono in gara con tutte per il titolo principale, che è quello di Miss Friuli Venezia Giulia. Grazie ragazzi, ci vediamo più tardi. Però sono le più tranquille in realtà, perché sanno che comunque alle prefinali loro ci sono. Bene, 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 io torno tra i miei appunti perché ovviamente pensate che io non torni ad approfittare di Damiano e Aurora, i nostri ballerini della scuola dei Joy Dance Junior di San Vito al Tagliamento, ed ora li vediamo su questo palco con un jive con noi Damiano e Aurora. And the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in
Grazie Damiano e Aurora. Tornate al centro della scena. Ricordiamo giovani agonisti della scuola del Joy Dance Union di San Vito al Tagliamento, diretta da Ivan Jacobbe e Ilenia Della Bona. Vincitori lo scorso anno della prestigiosa competizione Blackpool. Damiano e Aurora sono stati campioni italiani classe B2 e sono campioni regionali A2. Grazie Damiano, grazie Aurora, complimenti. Ovviamente vi aspettiamo poi al termine dello spettacolo per i saluti finali, quindi se rimanete con noi ci farà un grande piacere. Complimenti ancora e poi ovviamente più tardi potete andare, vorrò sul palco la nostra amica Marisa Benes, perché ovviamente mi farà piacere salutarla e insomma un saluto sarà indispensabile. Quindi Marisa, poi ci vediamo sul palco. Ci stiamo ovviamente preparando perché adesso andremo fra qualche istante a premiare quella che sarà la Miss Cinema Friuli Venezia Giulia e quindi conosceremo il nome di un'altra prefinalista. Ci sarà Miss Social e Miss... C'è la pubblicità. Non ti hanno sentito? Il microfono spento, ti hanno dato... Ma perché io devo fare? Ma perché mi fanno fare queste cose? Perché mi fanno fare queste cose? Tutte a me le fanno fare, ma per Tele Friuli questo è altro. Pubblicità! Grazie, 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 grazie. Molto bene, io l'ho citata più volte nel corso della serata, è stata una nostra preziosissima partner per Miss in Onda, ma non solo, visto che comunque è sempre presente con i suoi ballerini. Se non sono direttamente le Club Diamante della FVG, sono magari loro colleghi che così ci vengono a trovare in alcune serate e ci mandano degli allievi bravissimi. Io non posso non avere sul palco questa sera Marisa Benes. Prego Marisa, tra l'altro... è stata protagonista di una delle puntate di Miss in Onda dove abbiamo parlato di te, di Fulvio Settomini, tuo marito e grande compagno di lavoro. Facciamo vedere Fulvio. Fulvio, sali sul palco anche tu. Ma si parla sempre di Fulvio e non lo si vede mai. Facciamolo vedere questa sera, e per me è un piacere avervi insieme. Sono stati una coppia di ballo straordinaria. Mi è venuta un'idea adesso, Marisa, tu non dovevi salire sul palco. Innanzitutto grazie per quello che hai fatto a Miss in Onda e avete fatto. Grazie, è stata un'opportunità grandissima per noi, per la danza sportiva, perché così abbiamo potuto far conoscere al pubblico, diciamo al di fuori dello stretto ambiente sportivo, che cos'è la danza sportiva. E ringrazio proprio per questo tutti i nostri colleghi che così si sono avvicendati, anche in particolare questa sera Ilenia e Ivan, che non sono qui perché sono a studiare a Londra, loro sono giovanissimi, insegnanti e quindi continuano il loro percorso. Però io vorrei questa sera, a parte quello che devo dire io, un grande applauso per Michele, perché veramente è un maestro di presentazione. Questa sera hai superato tutte le mie aspettative. E dopo quello che ti dico adesso non so se ritiri questi complimenti. Vai avanti, fai, racconta, poi vediamo. Vai avanti, racconta. No, racconta. ci ha dato questa opportunità. La nostra collaborazione dura tanti anni, no? Ed effettivamente portare sempre novità, diciamo anche dal punto di vista del ballo, è una grande opportunità. Ringrazio Miss Italia, Paola e Michele, che sono veramente persone speciali. Sentite, voi a casa fate finta di niente. Tanto stiamo registrando, non siamo mica in diretta, in caso tagliamo. Ma non c'è musica, non c'è una cosa insieme sul palco. Per quello ho detto, non farmi troppi ringraziamenti, vedrai dopo se me li fai. Una cosa piccola, non abbiamo una base. Noi abbiamo avuto i nostri successi, Lo ma so. 44 anni fa abbiamo cominciato. Ma non è vero, siete giovani. Ma una cosa piccola. È vero che la volete? Piccola. Marisa Benes e Fulvio Settomini. Senza musica, senza niente, Questa... Bellissimo ragazzi, bellissimo, grazie. Grazie Marisa, grazie Fulvio, una puntata dove ci avete parlato di voi, dove non vi abbiamo mai visti insieme, questa sera non potevo non approfittare. Grazie, grazie per aver accettato questo nostro gioco. Bene, ed ora torniamo a parlare delle nostre Miss, ma perché queste ragazze hanno deciso di partecipare a Miss Italia? Ce lo racconteranno. Andiamo a gruppi di 5, andiamo con le prime 5 concorrenti, siete pronte? Ma sono sempre pronte, prego.
Venite da questa parte, io consegno il microfono alla prima, poi ovviamente vado a presentarle una ad una. Attendiamo qualche secondo che arrivino tutte e allora iniziamo. Prego un passo avanti al centro del palco e andiamo con Maria Gemma. Partecipo a Miss Italia per fare una nuova esperienza e mettermi in gioco, perché penso che comunque nella vita ogni persona deve superare ogni limite, ogni paura, quindi è sempre bello fare nuove esperienze. Grazie, puoi passare il microfono a Jessica. Io ho deciso di partecipare a Miss Italia per rimettermi in gioco dopo l'inevitabile cambiamento del mio corpo dovuto appunto alla gravidanza e quindi per me l'essere qui è stata già una vittoria e la cosa più bella è stata comunque conoscere persone stupende da Michele a Paola a tutto lo staff, insomma. Grazie. Concorrente numero 3, lei è Letizia. Partecipo a Miss Italia perché da sempre sono un'appassionata di moda, infatti anni fa lavoravo per un'agenzia di Milano che si occupa di moda, quindi adesso ho voluto mettermi in gioco e provare questo nuovo concorso. Molto bene. Arianna. Partecipo a Miss Italia perché mi piace mettermi in gioco e penso che sia un'esperienza unica da vivere. Alessia. Io ripartecipo a Miss Italia perché dal 2019 insomma penso di essere maturata e quindi mi rimetto in gioco. Molto bene. Potete rientrare se poi passate il microfono alla prossima concorrente, alle vostre amiche che incrociate in camerino, perché adesso andiamo a vedere la 6, la 7, la 8, la 9 e la 10, che sono Alessia, Gaia, Dalila, Venescia e Alice. Eccole qui che stanno arrivando. Eccole qui. Iniziamo da Alessia, la concorrente numero 6, prego. Sono qui oggi perché è il mio sogno fin da piccola e penso che sia un'ottima opportunità per migliorare se stessi e per accettarsi. Molto bene. Gaia. Partecipo a Miss Italia per superare delle mie insicurezze e per uscire dalla mia zona di comfort. Molto bene. E andiamo con Dalila. Partecipo a Miss Italia perché per me rappresenta il miglior concorso di bellezza in assoluto e comunque un grande trampolino di lancio per chi vuole approdare nel mondo del cinema, dello spettacolo, della moda. E un mio grande sogno è appunto quello di approdare nel mondo del cinema e spero che grazie ad esso riuscirò a realizzarlo. Molto bene. Venescia. Partecipo a Miss Italia perché mi piacciono le nuove esperienze, perché ci si diverte e perché è una buona opportunità per far parte del mondo dello spettacolo. È vero, sicuramente è un faro, come dico io, importante. Alice. Partecipo a Miss Italia perché da piccola ho sempre visto la finale su Rai 1, infatti le mie Miss preferite sono Carolina Stramare e Martina Sambucini, e inoltre ritengo che sia un'esperienza parecchio formativa, infatti ogni ragazza dovrebbe farla, laddove sia possibile. Grazie. Qualche secondo per l'inquadratura, ora potete rientrare, consegnate pure il microfono ad Anna che è prontissima ad ritornare sul palco con Caterina, Alessia, Alice e Sofia. Eccole qui. Anna, prego un passo avanti. Partecipo a Miss Italia perché mi si è presentata l'occasione, quindi ho detto prendiamo la palla al balzo, proviamoci e come va. E, sono molto contenta perché l'organizzazione è fantastica, ho conosciuto un sacco di persone nuove e mi sono messa in gioco e è andata anche bene, quindi sono molto molto contenta. Molto bene, molto bene. Caterina, prego. Partecipo a Miss Italia per mettermi in gioco, per fare nuove amicizie e perché penso che Miss Italia sia un buon trampolino di lancio. Molto bene. E andiamo con Alessia. Io ripartecipo a Miss Italia per la seconda volta perché la prima volta, quando avevo 18 anni e riuscii ad accedere alle finali nazionali, è stata un'esperienza molto bella e quindi vorrei riviverla anche quest'anno. Molto bene. Sofia. Ah, scusa, Alice, numero 14. Partecipo a Miss Italia perché è stato sempre il mio sogno fin da piccola e perché penso che sia una grande opportunità di mettersi in gioco e niente. Un po' di emozione. Sofia, adesso sì c'è Sofia. Partecipo a Miss Italia perché un anno fa ho fatto una promessa a me stessa e questa promessa è quella di superare le mie debolezze, le mie insicurezze e quindi eccomi qua.
Va bene, bene, bene. Grazie, potete rientrare e lasciamo spazio a Jennifer, Giulia, Maria Angelica e Maylin. È bello conoscere le motivazioni, interessante. Io poi lo dico per molte di loro, secondo me essere qui hanno già vinto Miss Italia, perché comunque hanno superato magari la timidezza, le paure, e quindi è davvero bello, è davvero molto bello. Sei pronta, Jennifer? Prego, passo avanti. Partecipo a Miss Italia perché è un'esperienza che ho sempre desiderato fare e soprattutto perché sono riuscita a superare delle paure, delle insicurezze che mi hanno ostacolato moltissime occasioni nella vita. Molto bene, grazie, grazie Jennifer. Giulia? Partecipo a Miss Italia perché credo sia un'ottima esperienza e grazie ad essa ho potuto conoscere molte persone, ho fatto nuove amicizie e mi ha aiutato comunque a crescere come persona. Grazie Giulia. Maria? Partecipo a Miss Italia perché penso che sia un'ottima esperienza per fare nuove amicizie e superare delle proprie insicurezze e anche perché penso che sia un'opportunità fantastica per entrare nel mondo della moda. Angelica? Partecipo a Miss Italia perché grazie a questo percorso sono riuscita a superare la mia timidezza mettendomi in gioco. Mi piacciono le sfide ed è sempre un'esperienza e conoscenze nuove. Molto bene. Maylin? Partecipo a Miss Italia perché è una bellissima esperienza e in un futuro vorrei fare la fotomodella. Molto bene, grazie. Grazie anche a voi. Potete rientrare e passare il microfono alle vostre amiche che arriveranno sul palco fra qualche istante, che sono Jeannette, Elisa, Chiara, Claudia e Giulia. Jeannette, passo avanti. Partecipo a Miss Italia perché è la concretizzazione di un sogno appunto che diventa realtà e poi è bello, è bellissimo vedere tutte queste donne, oggi siamo 24 appunto, ognuna diversa dall'altra nella sua bellezza poi perché siamo tutte bellissime e è sempre bello anche superare ogni paura e anche mettersi in gioco, quindi poi ovviamente è un trampolino di lancio perché io vorrei entrare nel mondo dello spettacolo, della moda e quindi è perfetto. Molto bene, grazie. Elisa, prego. Partecipo a Miss Italia perché è un programma che ho guardato alla televisione fin da quando ero piccolina e ora che sono qua chiaramente tentare non nuoce. Molto bene Elisa. E poi abbiamo Chiara. Partecipo a Miss Italia per una sfida in primis con me stessa, oltre che penso sia un'ottima opportunità e ciò che mi porterò dietro sicuramente sono le amicizie fatte nei camerini. Molto bene. Claudia? Partecipo a Miss Italia per iniziare per mettermi in gioco in un'esperienza completamente nuova per me, ma anche per divertirmi e conoscere nuovi ragazzi. Molto bene Claudia. Chiude Giulia. Partecipo a Miss Italia perché è un sogno che ho fin da quando sono bambina e inoltre penso che sia un ottimo trampolino di lancio per il mondo della moda e dello spettacolo. Non c'è nemmeno una che ha detto partecipo a Miss Italia perché volevo vedere la pubblicità su Telefriuli. E invece adesso ce la guardiamo insieme. Pubblicità! Grazie, 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 grazie. Ci stiamo preparando per andare a conoscere intanto chi sarà Miss Cinema e Miss Social, questo nuovo titolo che viene assegnato alla ragazza che ha fatto il video più bello in questo progetto di Miss Italia Racconta l'Italia. Io però prima di andare a presentare queste ragazze vorrei sul palco un amico che io ho qui questa sera e mi fa davvero molto piacere. Lui è Emanuel Mian. Ha fatto questo libro bellissimo, interessante, Fuga dalla bilancia, e io Emanuel ce l'ho qui, quindi voglio assolutamente approfittare di lui. Emanuel, prendo il microfono, fai tu, grazie. Allora, dovremmo darci del lei, ma io mi permetto di darti del tu, Emanuel, perché faccio io. Eccolo qua. È importante che tu abbia questo microfono perché dobbiamo parlare di cose molto importanti. Fuga dalla bilancia. Emanuel Mian lo presentiamo, io ho detto prima, è un'eccellenza nella nostra regione, perché comunque è uno psicologo, uno psicoterapeuta,
parla di disturbi alimentari, che sono una cosa che coinvolgono tante persone, ma riesce a farlo in una maniera straordinaria, con una semplicità, in un modo diretto attraverso anche i social, e quindi io tutta questa presentazione la faccio perché sono davvero entusiasta di averti questa sera con noi, perché credo che tu possa portare qualcosa di importante. Parliamo di Emotifood, ma io ti chiedo innanzitutto come nasce l'idea di questo libro, Fuga dalla bilancia. Feltrinelli Urrà. In realtà Fuga dalla bilancia, alla fine, quando lo leggi fino alla fine, non scappi dalla bilancia, ma la tratti diversamente, no? Per quello che è, cioè uno strumento che misura unicamente il peso. Il problema è il valore che tu dai a quel peso, che poi ti porta, specie alle ragazze e anche ai ragazzi, però sono in minor numero, a dare il valore di te a quel numero. Se quel numero scende, il tuo valore sale, no? Il problema è che è una corsa a pensare che se peserò di meno sarò sempre più felice. E io non ho mai conosciuto nella mia pratica clinica, ormai abbiamo visto migliaia di persone anche insieme alla dottoressa Russo, non ho mai visto una ragazza affetta da anoressia nervosa che fosse felice una volta raggiunto quel peso, perché non basta mai. E molto spesso, ecco anche il motivo per cui, e ti ringrazio di avermi invitato qui, è che i disturbi alimentari non hanno nulla a che vedere con la bellezza. Miss Italia sostiene una bellezza sostenibile, è vero. E una bellezza spontanea anche sotto questo aspetto, ma soprattutto sensibile, così ho usato 3S, vedi, spontanea, sensibile, sul fatto sensibile ai bisogni del nostro corpo, perché molto spesso il fatto di affamarsi, il fatto di continuare a controllarsi allo specchio, dimenticandosi tutto quello che c'è intorno, non ha niente a che vedere con la bellezza. E i disturbi alimentari, purtroppo, quando tu parlavi di quei 2 anni in cui è successo qualcosa di cui non possiamo parlarne, hanno acutizzato. Parliamo, che cerchiamo Okay, sempre non un po' di possiamo dirne il sdrammatizzare, nome, ci mancherebbe. però hanno peggiorato, purtroppo noi vediamo, abbiamo collaborazione con molti pediatri, si è abbassata l'età dei disturbi alimentari proprio perché hanno una componente d'ansia molto molto profonda, non hanno niente a che vedere con la vanità, non hanno niente a che vedere con il capriccio, e non hanno nulla a che vedere con la bellezza, ma con la perfezione, il desiderio di essere, tra virgolette, perfetti, sperando di essere terribilmente magri. Però non vorrei annoiare. No, però guarda, è terrorizzare. bellissimo questo tuo intervento, e ci tenevo, perché credo che serate come queste possano anche servire a lanciare messaggi importanti, e quindi a me fa molto piacere che tu abbia accettato il nostro invito. Io vorrei farti una domanda, forse no da uomo della strada, proprio ancora meno, però magari abbiamo dei genitori che ci stanno seguendo. Quali sono dei campanelli d'allarme che un genitore, un marito, una moglie devono cominciare a notare? C'è la possibilità di prevenire in qualche modo? La lotta che noi facciamo continuamente con la prevenzione è quella dell'informazione, e anche di fare in modo che le famiglie siano un canale comunicativo anche del sentire, cioè delle emozioni delle ragazze. Una persona non è che si affama, una ragazza anoressica non è che non ha fame, semplicemente cerca di controllare il più possibile questo stimolo, no? Che ovviamente è naturale. E alla fine ci capitano genitori che non se ne accorgono, se non quando, specie in estate, perché il nostro corpo è più in vista, perdono 10 kg in 1 mese e mezzo, e quindi è una corsa proprio come un effetto palla di neve, per cui poi giunge una valanga, per cui perdono del peso in maniera repentina. Quindi non è solo il peso, però attenzione, è anche il fatto di essere molto guardinghi nel mangiare con gli altri commensali, e quindi dire no, studio, vado un attimo in camera mia. Abbiamo avuto dei casi di ragazze che non mangiavano perché dovevano preparare degli esami, dovevano preparare magari, che so, un'interrogazione, e andavano in camera loro a mangiare, e poi si scopriva che il cagnolino aumentava di peso, oppure che c'erano, ad esempio, sul terrazzo molti piccioni che si cibavano poi di quello che poi la ragazza non alimentava. Adesso, oltre a questo, secondo me la famiglia, e noi lavoriamo anche con le famiglie perché sono dei nostri coterapeuti, perché noi li vediamo le persone una volta alla settimana, 2 volte alla settimana, ma le persone che vivono più a contatto ovviamente sono le famiglie, per fare in modo che possano essere informate proprio sui campanelli d'allarme, che qui per brevità ovviamente non posso dire, però sai, sui social ne parliamo molto spesso. Abbiamo fatto un filmato proprio ieri rispetto a dei campanelli d'allarme, e anche delle 3 grandi verità sull'anoressia, di cui non si parla molto spesso, anche se noi trattiamo anche il binge eating e la bulimia. Però d'altra parte le famiglie devono essere anche il fulcro per poter comunicare quello che una persona ha dentro. Molto spesso l'unico amico che hanno queste ragazze è proprio il loro disturbo, che poi quando diventa cronico, ci porta poi a doverle ricoverare. Quindi
Bene, ho guarda, annoiato e ho terrorizzato. No, assolutamente, credo hai fatto... Miss in Onda è stato anche questo, a noi piaceva valorizzare delle persone, delle realtà importanti. Tu sei friulano di Ruda, se non ricordo male. E ero ormai. Insomma, ormai ti sei trasferito. Ti avevo invitato più volte a Miss in Onda, ma purtroppo i tuoi impegni tenevano lontano dalla regione. Adesso sei in ferie e io ti ho rubato una serata dalle tue vacanze. Ti ringrazio perché credo che la tua parola sia importante e vi consiglio di seguirlo sui social, su TikTok, su Instagram, perché fa dei filmati davvero molto molto efficaci dove tratta questi argomenti, sembra strano, ma con una certa leggerezza e arrivano a tutti, quindi grazie davvero. Più leggero di come sono stato questa sera, grazie ancora a te. Assolutamente, grazie, e questo libro, Fuga dalla bilancia. Grazie Emanuel Mian. Bene, e a questo punto cominciamo a premiare, perché io dovrei andare a richiamare tutte le ragazze che sono in gara per il titolo di Miss Cinema e poi andremo anche a premiare Miss Social. Quindi io a questo punto lascerei il palco libero perché arrivano loro. Eccole qui, le candidate al titolo di Miss Cinema e Miss Social. Un applauso per loro, eccole. Io lascio un po' di tempo per le inquadrature, per le foto, Bene, tra loro andremo a premiare la Miss Cinema e non solo, che c'è anche la Miss Social. Cominciamo con Miss Cinema? Ma sì, cominciamo con Miss Cinema. La signora Lina Marson arriva con fascia, vediamo dove arriva la signora. Prego, arriva anche con la Erika, con corona. Lina si metta qui vicino, allora stia qui vicino a me, dai, così vediamo insieme il momento della premiazione. Miss Cinema, Friuli Venezia Giulia, è la concorrente, non guardate me, guardate avanti voi le telecamere, tanto mi sentite. Numero 5, Alessia Maugeri di Udine, è lei Miss Cinema. Due passi avanti Alessia. Com'è? È un'emozione doppia perché 3 anni fa, proprio su questo palco, vinsi la stessa fascia, quindi... No, non me lo ricordavo, incredibile. Bene, se vuoi ritornare a posto. Non ce lo ricordavamo. Ah, è vero. Ah, questa sera che bello, la direttamente in mano. La ricevi di signora Lina al centro del palco, perché anche tu, come tutte quelle che hanno partecipato a Miss in Onda, ti aggiudichi un biglietto per trascorrere una giornata al Parco Termale Riviera Resort, che è proprio qui sotto di noi. Tutte le ragazze che hanno vinto le selezioni di Miss in Onda hanno partecipato, hanno avuto la possibilità di trascorrere una giornata qui, vedrai che ti divertirai molto. È emozionatissima. Torna. È emozionatissima. E adesso andiamo con Miss Social. Miss Social viene assegnato una ragazza che ha realizzato un video, Miss Italia racconta l'Italia, quindi le ragazze potevano realizzare un video sulla loro città, su un angolo della loro città, e il miglior video una commissione tecnica lo ha poi votato. E questa sera, tra l'altro su Telefriuli fra qualche istante lo vedrete, io intanto vorrei andare a premiare la Miss Social, che è la concorrente numero... Sì, è giusto. Ho letto bene allora. Io non ho visto il video, forse, o forse sì. Gaia Capitanio di Trieste, la numero 7. Lei ha fatto il video premiato per Miss Social e io invito gli amici di Telefriuli a mandarlo in onda. Dalla regia dovrebbero mandarlo in onda.
Ciao a tutti, sono Gaia Capitanio e oggi mi candido a Miss Italia Racconta l'Italia per la regione Friuli Venezia Giulia. Oggi scopriremo la mia bellissima città, Trieste. Venite a scoprirla con me. Il primo posto in cui vi ho voluto portare è il castello di Miramare. L'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo seguì personalmente sia la progettazione della dimora e anche l'allestimento del vasto parco, un giardino all'inglese e all'italiana ricco di piante rare, sculture e laghetti. Il castello è stato costruito tra il 1856 e il 1860 come residenza per Ferdinando Massimiliano d'Asburgo e sua moglie Carlotta del Belgio. Preparatevi tutti col costume perché faremo una tappa speciale. E se passate per Trieste è d'obbligo un tuffo a Barcola. Ultima tappa, Piazza Unità d'Italia, piazza principale di Trieste, situata ai piedi del Colle di San Giusto tra il Borgo Teresiano e Borgo Giuseppino, la più grande piazza d'Europa che si affaccia sul... Venezia Giulia, fra qualche istante su Telefriuli. Pubblicità. Devi prenderci. Dieci. Grazie. Grazie. Mamma mia, che serata, che emozioni, che bello essere in vostra compagnia e credo davvero sia la bella conclusione di questo esperimento, di questa avventura di Miss in Onda. Io ho ringraziato lo staff tecnico, fatemi ringraziare anche la direzione, Alessandra Salvatori, grazie Alessandra per la fiducia, Alfonso Di Leva, l'amministratore delegato e tutto il gruppo, perché davvero siete stati gentili a credere anche quest'anno in questo progetto. E poi, ripeto, i nostri tecnici, Fabio Di Bernardo, vedo questa sera, Gian Domenico Ricci e Chiara Miscoria. Grazie anche a voi, siete preziosissimi. Bene, detto questo, lei ha fatto una canzone sola, ma non poteva Nicole Viotto venire qui a fare solo un brano. Ce l'abbiamo e a questo punto io vorrei un mini live almeno con 2 canzoni. Nicole Viotto! Nicole, bentornata su questo palco. Cosa ci presenti? Allora, adesso vi canterò un pezzo molto importante, La sera dei miracoli di Lucio Dalla, e continuando con Sono solo parole di Noemi. Bene, ti ringrazio perché Dalla è uno degli artisti che io amo di più e quindi questa canzone poi è straordinaria, quindi grazie anche per questo. Con noi Nicole Viotto. Grazie. La sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. È l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza correre.
bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. È la notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano la luce diventa sempre più grande, nella notte che sta per finire. È la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi scoprire che stanotte non ci sei. Grazie. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo, e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora: sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che il domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole.
troppo distanti, distanti tra noi, ma le sento un po' mie, le paure che hai. Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente, posso solo ripeterti ancora, sono solo parole. Sono solo parole, le nostre sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. Sono solo parole. Grazie. Nicole Viotto, grazie Nicole, grazie per le belle emozioni che ci hai regalato, grazie. Passa pure di qua. Bene, ed ora è arrivato il momento di richiamare sul palco tutte le nostre candidate al titolo di Miss Friuli Venezia Giulia. Eccole, un applauso per loro. Maria Gemma, Jessica, Letizia, Arianna, Alessia e poi un'altra Alessia, Gaia, Dalila, Venetia, Alice, Anna e poi Caterina, Alessia, Alice, Sofia, Jennifer, Giulia, Maria, Angelica, Mailin, Gianetta Antonia, Elisa, Chiara, Claudia e Giulia. E a questo punto io vorrei chiamare sul palco la signora Lina Marson, responsabile per la SIL. Riuscite a stringervi un po', ragazze, così ci stiamo? Grazie, perché vorrei riuscire a metterci ai lati del palco per premiare. La signora Lina arriva con fascia di Miss Friuli Venezia Giulia. Com'è andata? Benissimo. Grazie, grazie. Con noi Elisa Molettieri, poi ovviamente mi farebbe piacere avere anche Erika e la nostra Miss Eleganza Veneto. Venite sul palco insieme, venite vicino a me, venite vicino a me. Poi abbiamo anche il sindaco. Prego, venga qui un saluto da parte del sindaco Laura Giorgi al centro del palco. Già armata di microfono. Prego. Mi hanno armata di microfono. Prego. Mi lasci da sola? Sì, grazie per la vostra presenza. Grazie. È un piacere per la città di Lignano ospitare la finale di Miss Italia Friuli Venezia Giulia e devo dire ospitare tanta bellezza, tanta eleganza e tanta giovinezza e tutti i vostri sogni e tutte le vostre speranze. Vi auguro veramente di realizzarli. Grazie. Grazie sindaco. Paola Rizzotti, ci sei Paola? Anche tu sul palco per un saluto. Vieni. Al centro del palco Paola. Buonasera. Com'è andata? Buonasera. La pubblicità è partita giusta? Sì? Tutto a posto? Spero di sì, ma penso che non ci siano stati problemi. Sto scherzando. Allora, è molto emozionante. È molto emozionante perché si chiude una serie di tappe che sono iniziate nel mese di aprile alla Tisana, in piazza, si concludono stasera e prima ci siamo un po' commosse, non vado oltre, ma c'è stato un momento un po' di emozione, grande. Bene. Ringrazio la SIL che ormai da anni è nostra partner in questo evento. Ringrazio tutti i familiari, i genitori delle ragazze che in questi mesi li hanno sempre, come dico io, supportate ma anche sopportate, perché penso che anche per i genitori non sia stato così facile. Però credo che questa sera sia il premio per le ragazze e questa bella serata per i loro genitori. Grazie. Bellissime, grazie. Bene, allora noi ci mettiamo da lato perché è arrivato il momento di andare a consegnare la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia. Abbiamo iniziato con la numero 0 alla Tisana, poi siamo andati a trovare anche gli amici di Sapori Pro Loco a Villa Manin e poi tante altre tappe, tante puntate su Telefriuli. Miss Friuli Venezia Giulia 2022 è la concorrente numero... Devo essere puntuale, per quello la dico subito, sennò vi terrei qua ancora una barra pubblicitaria in altri 12 minuti. 14, Alice Toniutti, Miss Friuli Venezia Giulia, è lei! Prego Lina, con la fascia.
La corona sarà consegnata dal sindaco Laura Giorgi, è incredula, è incredula. Ma non finisce qui, Alice, c'è anche per te un gioiello Miluna. Eccolo. Paola Rizzotti te lo consegna. Gioiello Miluna per te. E poi vuoi che non ti diamo un buono per trascorrere una giornata al parco termale? Ma certo, e te lo dà direttamente la signora Lina, che ha tutto un altro valore, perché quando ve lo davo io in diretta Miss in Onda era una cosa. Consegnato da lei è un'altra cosa, è un'altra cosa. Ma attenzione, perché Miss Italia, com'è? Dura, però emozionante, bellissimo, grazie a tutti. A me fa piacere vedere i volti sorridenti delle altre concorrenti, perché vuol dire che c'è molta stima e rispetto tra loro, e questa credo sia la cosa più bella anche per te e per tutte quante voi. Ma adesso c'è una sorpresa, perché lei era già Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia, e la fascia viene a questo punto assegnata a un'altra concorrente. Paola, ci sei? Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia diventa la concorrente, passa alla concorrente numero 21, Janetta Antonia Belabed. Non piangere, ieri sera ci stava per svenire la Rihanna quando... Dov'è la Rihanna? Janette, o sei Miss Sport, bisogna stare in piedi. Queste sono le emozioni di Miss Italia. Vedete perché Miss Italia esiste da 83 anni, perché c'è questa gioia, questa emozione, la bellezza delle emozioni. Questa è Miss Italia. Io vorrei... Com'è? Non ci credo. No, ma è vero, te lo posso garantire. Bene, io a questo punto vorrei sul palco Nicole Viotto, la nostra cantante straordinaria, i nostri ballerini. Dove sono i nostri ballerini? Ci sono? Sono ancora qui con noi. Nicole, ci sei? Damiano e Aurora? Arrivano i nostri ballerini? Ci sono, stanno arrivando. Nicole, eccola qui. Eccoli. Erika, un ringraziamento anche alla nostra preziosissima collaboratrice Erika, che è con noi. Vieni, fatti vedere. Grazie alla giuria e grazie ancora una volta, perché lo ricordiamo, a queste straordinarie ragazze che sono Maria Gemma, Jessica, Letizia, Rihanna, Alessia e poi Gaia, Dalila, Venescia, Alice, Anna, Caterina, Alessia, Alice, Sofia, Jennifer, Giulia, Maria, Angelica, Mailin, Janetta Antoni, Elisa, Chiara, Claudia e Giulia. Queste sono state le grandi protagoniste di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia 2022. Grazie a questo pubblico, grazie al Centro Congressi Cursa, grazie alla SIL SPA, ma soprattutto grazie a queste bellissime ragazze che ci hanno portato un sorriso e ci hanno portato gioia, allegria e spensieratezza, che è la cosa più bella e il più bel regalo che ci potevate regalare. Grazie amici di Telefriuli, ci vediamo alla prossima, ciao.